Cari telespettatori, rieccoci insieme. Anche quest'oggi ci dedichiamo alle attività più colpite e che non sembrano essere state sufficientemente graziate ai noi dalle aperture, ovvero i pubblici esercizi, tutti quelli che fanno parte, numerosi, sì è vero, numerosi, l'abbiamo detto anche ieri con il presidente Bertin della catena Horeca, e sono veramente tanti, tutti coloro che sono legati alle attività, quindi legate anche al turismo. Grande insoddisfazione, soprattutto grandi delusioni, aspettative alte per quel che potevano essere i ristori, lo ribadiamo perché poi dopo la puntata di ieri sono arrivate tantissime mail che ci dicono ma dei ristori non avete fatto capire, l'abbiamo detto, sì, non sono sufficienti, molti si aspettavano di più, molti si aspettavano che finisci in rosso, hai il ristoro per ogni giorno in rosso, insomma è successo un po' un disastro. Quindi parliamo di questo, parliamo anche di un'altra categoria che abbiamo trascurato non volutamente, deliberatamente, ma perché forse più silenti rispetto alle altre, che sono state quelle degli agenti di commercio, e cercheremo di capire anche perché più silente o forse non appariscente sufficientemente, anche se abbiamo ricevuto anche da parte vostra, di questi appartenenti alla categoria, diverse mail ma anche messaggi in trasmissione. Con chi lo facciamo? Con i nostri esperti, quindi ben arrivati qui con noi Carlo Trevisan, presidente FNARC, agenti di commercio, Ascom Padova, e poi vicepresidente nazionale, delegato anche in Enasarco, super qualificato, ben arrivato qui con noi. Grazie, buongiorno. E infatti ringraziamo per la possibilità di approfondimento l'Ascom Confcommercio di Padova. Ben arrivato anche ed Enrico Baggio, componente di giunta Ascom, agente di commercio egli stesso, e poi presidente Ascom di Cittadella, sempre Confcommercio, ben arrivato anche a lei. Saluto operativo nel settore dei pubblici esercizi, quindi con le mani in pasta. In pasta proprio. In pasta, decisamente. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie molte. Allora, cominciamo con lei, presidente Trevisan, quindi la situazione degli agenti, così diamo un attimo un po' di soddisfazione a coloro che ci avevano anche numerosi scritto in passato. Ma gli agenti alla fin fine hanno lavorato o non hanno lavorato? Non si è mai capito, perché il primo lockdown non potevano muoversi da casa, quindi o si inventavano contatti del terzo tipo o no, però poi hanno ricevuto ristori, mi sa solo in una tranche. Cosa è successo? Ma i ristori, se parliamo di ristori, sono stati insignificanti, perché purtroppo il governo ha dovuto fare, o l'Agenzia delle Entrate, una legge che fosse meno difficile e applicabile più facilmente possibile, e quindi si sono attaccati a determinati parametri, nel caso nostro i famosi codici Ateco, dove noi siamo presenti e non siamo presenti, considerando poi che appena iniziato la chiusura formale di tutte le attività dovute alla pandemia, avevano preso di riferimento il mese di marzo. Per noi le cose sono un po' diverse, nel senso che se noi lavoriamo nel mese di marzo, le provvigioni le andiamo a maturare e a riceverle nel mese di giugno, quindi dopo 3 mesi, quindi diventa molto difficile far presente e catalogare il 30% di incassi in meno. Diventa problematico anche per l'Agenzia delle Entrate stare lì a dare un'impostazione precisa, quindi è una categoria che purtroppo è stata molto bistrattata. Quando è stato preso in considerazione quel mese, voi non avevate la possibilità, insomma, di fare una Noi magari a marzo avevamo incassato e fatturato le provvigioni ancora di dicembre, di gennaio, e quindi avevamo un bel imponibile che poi è precipitato da marzo in poi, però non potevamo giustificarlo perché il lavoro nostro va via. Però chiedo questo, quanti sono gli agenti di commercio a livello nazionale? A livello nazionale siamo in 225.000, circa 230-225. Il guaio grosso della nostra categoria è che non c'è un vero e proprio ricambio generazionale, quindi ogni anno, ormai da 7-8 anni, ne perdiamo per strada 5.000. Eravamo 270, 280. Non è così appetibile come professione, è difficile? Diciamo che è appetibile perché è una bellissima professione,
Però partire oggi, se non sei già figlio di qualche agente rappresentante, come è stato nel caso mio, ma parliamo di 50 anni fa, e hai, non dico la pappa pronta, però sei già instradato con dei mandati, oggi cominciare ex novo a fare l'agente rappresentante con i costi che ci sono, e prima di vedere l'effettivo incasso delle provvigioni maturate hai solo costi da sostenere, quindi per un giovane diventa molto difficile iniziare. Ripeto, se però hai la fortuna di avere o essere figlio di papà, nel senso che lui ha già dei mandati e quindi fa già la professione, oppure di essere introdotto con formule di finanziamento, nel senso che l'azienda ti dice va bene, ti do un costo, un rimborso spese iniziale magari per un anno o due, in modo che prima che avvii tutta l'attività e cominci a guadagnare, a vedere soldi, il problema è questo. Però siete un bel numero. Ed è siamo un bel numero, nel Veneto siamo circa 22.000, poi anche lì c'è stata da vedere chi è attivo, cioè chi è operante e chi ha finito. Perfetto, però questo bel numero di persone, di lavoratori che si trova ad avere questo tipo di fatturazione, quindi non è che sono 2 o 3 sparuti, è una fascia, come lei dice, peraltro non giovinetti bistrattabili, perché alla fine chi è in imberbe è bistrattabile, professionisti consolidati, con dei mandati di un certo peso, che sono peraltro diciamo così, l'anima dell'azienda, perché se l'azienda non vende nei mercati interni, nei mercati esteri, le aziende muoiono, per cui il commerciale, se viene bistrattato o non motivato, lo sappiamo benissimo quel che succede. Come mai non siete riusciti a far leva a livello governativo, questo che ci viene chiesto da diversi telespettatori, per poter ottenere uno spostamento, dire non fai riferimento a marzo, tu farai riferimento, questa schiera di persone farà riferimento marzo, aprile, maggio, faccio l'esempio. Chiedo che così lo spiega come è possibile, perché si sono trovati tanti con un pugno di sassolini in mano, certo, delusi, certo. E tra l'altro impossibilitati a lavorare, come dice lei. Esatto, diciamo che per natura la professione dell'agente rappresentante è la professione dell'individualista. Noi siamo, non siete una squadra, insomma 220, 230, non è neanche a livello, diciamo, di numeri. Per quanto riguarda la politica non siamo un grande numero rispetto a tutte le altre categorie, quindi già in partenza siamo abbastanza piccolini. Poi c'è da tenere presente che siamo veramente degli individualisti come proprio modo di lavorare e di concepire. Faccio solo presente un dato: l'anno scorso abbiamo avuto il rinnovo del nostro ente previdenziale, che è l'Enasarco. Quindi uno dice perdo 2 minuti e vado a votare, perché vado a votare per il rinnovo, cerco di migliorare la situazione in Enasarco per il mio ente previdenziale, per il futuro, quindi per il mio domani. Consideri che su 220.000 persone che dovevano andare a votare ne sono andate a votare 25.000, quindi un 10%, 13%, quindi questo dà già l'idea di quello che è purtroppo l'agente rappresentante. Lui deve prendere la macchina, partire la mattina e andare a fare ordini, andare a fare tutto il resto non conta. Questo è di base il problema della nostra categoria, quindi per certi versi siamo tutelati abbastanza poco, insomma. Noi ci stiamo dando da fare, cercando di portare avanti determinate richieste, però di base non siamo è così semplice. Abbastanza, quindi, ma tutti individualisti. Quindi FNARC è il sindacato che uno dei primi sindacati d'Italia, se non il primo, che da oltre 75 anni, quindi è stato fondato tantissimo tempo fa, gestisce e cerca di aiutare nella vita di ogni agente rappresentante, affiancarlo sindacalmente, perché c'è da tenere presente che ci sono tante problematiche. A partire dal momento in cui ti prendi il mandato di un'azienda, devi stare attento che questa azienda non
non ti tratti male, che non ti tiri qualche... quindi ecco perché vede, qua si aprono dei lumi, perché quando uno parla di individualismo, penso a liberi professionisti, per esempio gli avvocati, no? Sono iscritti all'albo, eccetera, quando mai pensi alla tutela sindacale di un avvocato? Si autodifende, si autotutela, c'è l'ordine eventualmente per delle cose particolari deontologiche. E lo stesso uno pensa per un libero professionista. Nel caso nostro, no? c'è il sindacato, invece c'è un sindacato. In non molti sindacati, non molte sigle sindacali che hanno veramente degli iscritti, perché purtroppo sono nate anche sigle sindacali che si ritengono i fautori della tutela della categoria degli agenti, ma poi di iscritti di fatto non ne hanno, quindi sono solo sigle sindacali nate così per contestare e far polemiche. Noi abbiamo questa funzione qui di essere un sindacato con molti iscritti e andiamo a firmare gli accordi economici collettivi che sono alla base del nostro lavoro, ma li andiamo a firmare con le ditte, con la controparte, che sono le ditte proponenti che ti danno il mandato, che ti dice vieni a lavorare per me, io ti do questo e questo, però dopo ci sono ditte serie e ditte meno serie che al momento in cui finisci di lavorare ti trovi la sorpresa che ti hanno in parte... Ecco, infatti allora qui si apre magari anche il lume, c'è una tutela, esiste una tutela sindacale, c'è la possibilità invece che o subire il torto, lasciar perdere, cambiare cliente, diciamo così, fornitore o quant'altro, andare o impugnare la cosa davanti per le vie legali, portarli all'interno, rivolgersi al sindacato. Questo è importante che anche ci sia una consapevolezza e una conoscenza. Dovete farvi conoscere di più, forse probabilmente anche questo. Da quando uno per cominciare l'attività di agente rappresentante deve fare un corso e allora contattiamo già alla fine del corso indicandogli l'importanza di essere seguiti fin dall'inizio della loro attività da un sindacato, proprio perché ci rendiamo conto che ci sono tante problematiche da imparare, da seguire, che un ragazzo appena comincia non si rende conto che esistano. Assolutamente sì, è un po' come una volta gli agenti immobiliari, no? Che adesso devono fare un corso, eccetera, che sembrava tutto quanto facile e semplice, poi invece le problematiche ne sono emerse. Insomma, una figura che deve essere svecchiata, deve essere resa nuovamente appetibile per le giovani generazioni, quindi là c'è il lavoro del sindacato che lo deve fare assolutamente, la categoria. Perché così tuteliamo queste persone che iniziano e gli affianchiamo nelle varie problematiche. Assolutamente. Torniamo ancora insieme, poi diamo la parola anche naturalmente al Presidente, torniamo anche su queste questioni, rispondiamo eventualmente alle vostre istanze, ai vostri sms, pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.